Onorevole Figuccia, 1,5 miliardi, fondi ancora congelati relativamente alla finanziaria che è stata approvata il 2 maggio. Sono dei fondi POC, voi avete fatto un'interrogazione parlamentare, ecco qual è la situazione al momento? In realtà parliamo di oltre 1,5 miliardi, parliamo di risorse che noi abbiamo voluto intercettare al di là dei fondi regionali. Ritenevamo inammissibile che in una fase come quella del Covid si potessero continuare a cercare le soluzioni dove lo si è sempre fatto per decenni, lasciando che magari i fondi comunitari venissero persi. Per questa ragione, insieme a tutto il gruppo parlamentare, abbiamo deciso di ricorrere alla programmazione extraregionale, ai fondi POC. Questa intuizione ci ha dato ragione e siamo riusciti a portare avanti una finanziaria che consentisse di guardare a qualcosa come 120 milioni di euro di fondo perduto per le imprese, che consentisse di creare ristoro per i lavoratori stagionali a partire ad esempio dal settore del turismo, che consentisse di offrire un supporto ai comuni in difficoltà nonché agli stessi cittadini attraverso prestiti a fondo perduto o anche aiuti alimentari. In realtà tante sono state le misure messe in campo, ma oggi siamo preoccupati dal fatto che ancora questa interlocuzione tra Roma e Palermo non abbia preso corpo e questo ci lascia perplessi, perché i siciliani tutti, dopo questa, come dire, esplosione di fuoco, vogliono vedere i risultati. E siccome i risultati ancora non arrivano, abbiamo pensato insieme al collega Lo Giudice di fare questa interrogazione per capire effettivamente dove la macchina si è inceppata. Ripeto, a me non interessa sapere se le responsabilità sono imputabili a Roma o a Palermo, lo considero assolutamente secondario rispetto ad una priorità, che è quella che i cittadini possano trovare applicazione a quella legge di stabilità. La priorità è semplicemente una. I siciliani devono avere risposte e siccome quella legge di stabilità l'abbiamo costruita in giorni e notti di lavoro all'interno del Parlamento siciliano, abbiamo pensato di chiedere al governo come effettivamente stessero le cose. Ecco, fattivamente, mi scusi onorevole, fattivamente, per concludere, fattivamente quando è che potranno i siciliani godere di queste risposte? Il punto è proprio questo, siccome vediamo che ci sono dei ritardi, vogliamo capire chi sono imputabili, perché per me le risposte le dovevano avere già ricevute nelle settimane passate. Siamo passati 2 mesi, sono trascorsi 2 mesi da quando la finanziaria è approvata e la gente comincia a chiederci, come mai le somme non arrivano? Ecco, le somme devono essere immediatamente disponibili. Tra l'altro attraverso questa interlocuzione abbiamo appreso che almeno il 50% delle risorse, così ha detto il vicepresidente della regione Armano, sono immediatamente utilizzabili, per cui nei prossimi giorni, anzi nelle prossime ore, avremo un ulteriore confronto e speriamo che davvero possano arrivare presto.